stata inaugurata sabato 8 agosto a Badia Polesine la mostra mercato nell'ambito del Ferragosto Badiese, giunto alla 69esima edizione. L'esposizione delle attività commerciali locali, organizzata dagli operatori economici badiesi, è stata allestita, come da tradizione, nel retro delle scuole del Foro Boario ed è stata dedicata ad Antonio De Stefani, recentemente scomparso. Il presidente dell'AOEB, Marco Fogagnolo, crede molto nella mostra mercato e nel Ferragosto Badiese, il cui slogan per quest'anno è «La festa che unisce il paese». Questa è la seconda edizione dell'Associazione Operatori Economici che ha aperto dopo ben quasi 15 anni di chiusura. Siamo ritornati a fare la mostra al mercato per incentivare il commercio del paese, per dare aiuto al paese, e visto che all'interno di questa mostra al mercato abbiamo quasi il 90% delle aziende locali. Naturalmente aggiungo che grazie anche ai miei collaboratori che ho qui a fianco sarà un successo non solo quest'anno ma sicuramente anche negli anni futuri. Questa non è una mostra a mercato ma potrei chiamarla una mostra paesana. L'inaugurazione della mostra è stata accompagnata dalla cornice musicale del trio Mario Marcassa e Luca Donini, uno tra i tanti eventi che hanno animato ogni sera, con spettacoli musicali, pesca di beneficenza, mostre culturali e Luna Park.